Gli studenti che svolgono uno stage in alternanza scuola-lavoro godono delle stesse tutele di un normale dipendente dell'azienda presso la quale prestano la loro attività. Lo ha ribadito un'importantissima sentenza del Tribunale di Venezia che ha condannato l'INAIL a riconoscere gli stessi diritti a uno studente vittima di infortunio durante l'alternanza scuola-lavoro. Il ragazzo, all'epoca diciottenne, nel giugno 2018 era rimasto vittima di un incidente a causa di un guasto della sua moto, quindi un infortunio nello spostamento da casa a lavoro mentre si stava recando in un'officina di Robegano. Ebbene, anche gli infortuni cosiddetti in itinere per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro sono coperti dall'INAIL come per tutti i lavoratori. La sentenza del Tribunale di Venezia, e questa è la prima notizia di oggi per Sveglia Veneto, questo che è il podcast, il primo dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 23 febbraio 2022. La prima notizia del giorno ve l'ho letta sulle pagine del Gazzettino di oggi, nell'edizione di Venezia, e riguarda quella che è purtroppo una piaga, quella degli infortuni sul lavoro, ma in particolare dell'alternanza scuola-lavoro. Inutile ricordare i casi clamorosi di questi ultimi giorni, addirittura con la morte di studenti giovanissimi che svolgevano appunto lo stage di alternanza scuola-lavoro, in questo caso a Robegano, frazione di Salzano, in provincia di Venezia. Nel 2018 il diciottenne nell'incidente in moto aveva riportato lesioni permanenti a un braccio che non può più muovere e a seguito delle quali gli è stata quindi riconosciuta un'invalidità dell'80%, insomma una vita rovinata proprio a causa dell'alternanza scuola-lavoro. Proseguiamo con la seconda notizia di oggi, che è un flash, sempre dalle pagine del Gazzettino. Secondo il sondaggio di Demos per l'Osservatorio sul Nord-Est, appunto del quotidiano veneziano, il 95% dei veneti è preoccupato per l'aumento delle bollette, il 69% è molto preoccupato. Quindi bollette e costo della vita al primo posto tra le preoccupazioni dei veneti. C'è anche l'ambiente, però in particolare il deterioramento ambientale a preoccupare gli abitanti di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino, tra i quali c'è anche allarme per la qualità dei servizi sociali e sanitari e per la disoccupazione. La notizia con tutti i dati relativi al sondaggio sulle pagine del Gazzettino di oggi in un articolo firmato da Natascia Porcellato. Un'altra notizia riguarda invece la scelta del nuovo portavoce del presidente della giunta regionale Luca Zaia. Sostituisce Parmeggiani e chi sarà? Si tratta di Giuliano Zulin, giornalista professionista. Il suo ritratto ovviamente compare su tutti i quotidiani locali di oggi ed è interessante perché, come spiega il Corriere del Veneto, si tratta di un indipendentista. Viene da Libero, il quotidiano nazionale di cui è stato vice direttore, ma appunto è appassionato del Leone di San Marco, scrive il Gazzettino usando una sorta di eufemismo, ricordando anche però che il veronese Zulin è anche autore con Matteo Mion del libro Venexit, contenente anche tra l'altro un intervento dello stesso Zaia. Insomma, come titolano i quotidiani del gruppo Gedi, il vice direttore di Libero alla corte di Zaia, Zulin, nuovo portavoce all'insegna del Venexit. Ha scritto anche infatti un altro libro, il giornalista 44enne veronese, accanto a Venexit anche Indipendenza, e insomma coordinerà l'ufficio stampa del presidente della giunta regionale Luca Zaia. In altri anni, e forse in un paese normale, il fatto che il portavoce di un presidente
di una giunta regionale fosse un dichiarato indipendentista o comunque un autore di opuscoli dal titolo molto evocativo Venexit, forse avrebbe dato o darebbe scandalo. Invece in Veneto la notizia viene riportata senza particolare fibrillazione, diciamo così, tutto regolare. Proseguiamo e invece diamo solo uno sguardo a quella che è la crisi ucraina, venti di guerra. La Confartigianato del Veneto fa i conti, sono a rischio 1,5 miliardi di esportazioni se la crisi si aggrava e si concretizzano i timori delle imprese locali anche rispetto a nuovi rincari del costo dell'energia. Il Corriere del Veneto in prima pagina mette le tensioni tra Russia e Ucraina, dal vino alla metalmeccanica, preoccupazioni per l'export e le controsanzioni sul gas. Il titolone: la crisi rallenta già merce e turismo, prime difficoltà per i trasporti e la logistica. Il presidente di Confindustria Carraro dice: peggio del virus, temo effetti a cascata. Insomma, un disastro. E la fotonotizia in grande in prima pagina: la politica veneta tra Occidente e Oriente, due foto di due coppie nel giorno del loro matrimonio. Cosa c'entrano? Ebbene, il titolo sotto: partito e mogli, quei leghisti sposati alla Russia. Questa è la prima pagina del Corriere del Veneto di oggi. Sempre tra le pagine del Corriere del Veneto troviamo una notizia che ha dell'incredibile: presidi del Sud prigionieri a scuola faranno lo sciopero della fame dopo essere stati sostanzialmente esiliati in Veneto. Sì, perché si tratta dei 144 dirigenti scolastici assunti in Veneto con l'accordo di rientro dopo 3 anni, soltanto che lo Stato ha cambiato idea. Allora vediamo un attimo in breve: sono appunto 144 dirigenti scolastici che provengono da fuori regione, che 3 anni fa sono stati assunti in ruolo in Veneto a seguito di un concorso nazionale appunto del 2017, con la prospettiva però di poter tornare a casa dopo 3 anni. Cos'è successo? Il Ministero ha però comunicato adesso che soltanto il 30% delle prossime nomine sarà dedicato ai rientri, e quindi questi tantissimi dirigenti dovranno restare fuori sede, almeno pare, fino al 2025. Quindi la protesta: alcuni di questi presidi hanno annunciato che intraprenderanno uno sciopero della fame e della sete per protestare appunto contro questa decisione. Dicono, ci sono alcuni commenti, alcune dichiarazioni di questi dirigenti. Una che proviene dalla Sicilia dice: ho lavorato in piena pandemia, credo sia giusto che lo sforzo sia riconosciuto e che ci sia concesso di rientrare. Dalla Toscana: si tratta di una prospettiva terribile, mia figlia ad esempio vive in Toscana dal 2019, la vedo con il contagocce, quindi famiglie che si erano separate con la prospettiva però di riunirsi dopo 3 anni, e invece no, c'è stata questa decisione appunto di favorire il rientro soltanto al 30% e non al 100% delle nomine. Vedremo come si risolverà questa vicenda, che sembra davvero comunque un'ingiustizia per questi presidi. È pur vero che al loro posto qualcuno dovrà comunque essere reclutato per dirigere gli istituti scolastici della nostra regione, del Veneto. Un'altra notizia flash, sempre dalle pagine del Corriere del Veneto: firmato l'accordo per il restyling della pista da bob. Parliamo di Olimpiadi di Milano Cortina 2026, parliamo di Belluno, ma anche di Venezia, che è la sede della regione, dove è stato deciso appunto il via libera a questa che sarà l'opera principale, almeno in territorio veneto, in vista dei giochi invernali del 2026. Il costo totale del rifacimento della storica pista da bob Eugenio Monti di Cortina sarà di 62 milioni di euro. La pista
Sarà lunga 1,4 km con un primo tratto molto tecnico e un secondo tratto più scenografico. È una decisione che prova a mettere il punto, diciamo, a una lunga scia di polemiche. L'opera infatti è stata estremamente contestata dagli ambientalisti, ma non solo, e la promessa quindi della regione è di realizzare un'opera che non ruberà altro spazio naturale, bonificando quindi i ruderi della storica pista delle Olimpiadi del 1956. Chiudiamo la puntata di oggi con quella che molto probabilmente è una buona notizia: la nuova centrale a idrogeno che sorgerà a Porto Marghera. L'impianto Edison entrerà in esercizio dopo giugno e potrà operare non solo a gas ma anche con una nuova miscela ecologica. È l'accordo con Eni e Ansaldo per l'avvio dello studio per la produzione tramite elettrolisi o cattura della CO2. Si parla quindi nel primo caso di idrogeno verde, nel secondo di idrogeno blu. Quello che si fa con il gas naturale, con la cattura della CO2 prodotta. Continua quindi l'impegno per la decarbonizzazione del settore elettrico e anche quello per far nascere una Hydrogen Valley. Sempre bisogna utilizzare termini inglesi perché la prospettiva evidentemente è internazionale, nell'area industriale di Porto Marghera, che si affaccia sulla laguna di Venezia. Sappiamo, il sito industriale tra i più grandi del paese d'Italia. L'impegno dell'Eni complessivamente è di arrivare entro il 2050 a zero emissioni nei suoi cicli produttivi e in generale nei cicli industriali. La notizia sul Gazzettino di oggi in un articolo di Elisio Trevisan. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto e vi auguro una buona giornata.